L'altro ieri sentivo, andando in macchina, sono sempre in giro, mi sono sintonizzato su Radio Maria perché c'era una presentazione di un convegno importantissimo che hanno fatto in questi giorni rappresentanti della Chiesa Cattolica Ortodossa e dei fratelli protestanti di diverse denominazioni classiche su questo problema grossissimo, sfida la chiamano, dei nuovi movimenti religiosi, delle sette che pullulano in tutto il mondo, in questa favela, diciamo, che oggi esiste. Guardandoci attorno ci impressiona davvero, perché io mi ricordo, leggevo Marot, questo non è uno stinco di santo, poeta e scrittore francese, il quale, non so, profetizzava in qualche maniera. Penso che questi geni dell'umanità comunque abbiano una qualche illuminazione divinatoria quasi, che a un certo punto diceva, verso la fine del nostro secolo, lui scriveva negli anni 30, il problema più grosso che ci sarà per l'umanità sarà il problema religioso. E questo, mentre io ero studente e poi avanti, mentre insegnavo, mi sembrava quasi una cosa distorta, perché in contemporanea avanzavano le grandi ideologie e avanzavano le teorie dei futurologi, poi pensiamo intorno agli anni 60, tutta la sociologia come decifrazione della realtà, che mi dicevano, no, la religione ormai scomparirà. Perché? Perché a un certo punto c'è tutto quel massiccio attacco contro la religione, partendo dall'alto, cioè dai sistemi governativi del mondo comunistico, dove, è chiaro, si prende fin dall'infanzia il bambino, lo si sradica dal contesto della famiglia che già è materialista, ma si introduce in canali tali dove non è possibile che a un certo punto emerga il religioso. Poi si diceva, da questa parte il religioso scomparirà per un altro sistema forse più pericoloso ancora di quello, cioè quello del consumismo, dove a un certo punto l'AIDS del materialismo pratico, dell'ateismo, passerà nelle vene senza che tu t'accorga, attraverso i beni di consumo, attraverso il benessere materiale, che a un certo punto spegne il senso religioso. A questo punto, arrivati ai nostri giorni, noi si dovrebbe essere in tempi in cui la religione non ha più nessuna importanza. Invece mi ricordo io che ero a Trento negli anni della rivoluzione studentesca, quando si fece un gran convegno internazionale, nasceva la sociologia, quella che ci ha dato, diciamo, i grossi problemi, che da noi è passata proprio quella svolta rivoluzionaria come una di quelle tempeste da cui non ci tiriamo fuori neanche adesso. Ci ha svuotato il seminario, ci ha portato a situazioni drammatiche sul piano della spiritualità. Si diceva, il tema era la morte di Dio, l'eclisse del sacro. Bene, io nel frattempo sono stato trasferito in America, non so neanche per che cosa, ho fatto una lunghissima esperienza di 10 anni lì, sono entrato in quel mondo dove per altri motivi il religioso doveva andare in disfacimento, e ho notato tutto il contrario. Una cosa che, mentre da una parte, al di là di quei muri di ferro, quelle cortine, la cosa si stava sgretolando per una legge antichissima, che era quella della Chiesa del Silenzio, è la legge dei primi cristiani, dove 3 secoli di persecuzione condussero quella gente ad essere talmente forte nel Signore da far sgretolare le muraglie dei più grossi imperi di questo mondo. Per quella legge, la via, si stanno sgretolando le cose. Ed emerge proprio la realtà di milioni di credenti più forti di noi. Questo avviene addirittura nella Cina, mi dicono, dove la penetrazione era quasi impossibile, ed emergono queste isole di cristianesimo impossibile, miracoloso. Da questa parte di qua, invece, il bisogno di Dio, il senso religioso veniva fuori da 1000 rivangoli e da asfissia, diciamo, da questo mondo che ti strangolava lo spirito, e quindi a un certo punto proprio il soffocamento e il desiderio di evadere, per cui a un certo punto notavo crescita di vocazioni alla contemplazione,
movimenti più vari nell'ambito della Chiesa, ma anche al di fuori. Ora in tutto il mondo è un pullulare, adesso non dico mica che sia tutto segno positivo, io dico che c'è solo un senso di Dio, una voglia di incontrare, comunque, che non è mai stato così forte in tutta la storia dell'umanità. Io studio queste cose e vi dico che all'inizio del secolo nostro al mondo esistevano circa 1900 confessioni religioni le classiche, poi insomma i gruppi diciamo più identificabili. Erano già tante. Nel 1974, vedete, qui siamo appena 5-6 anni dopo quei famosi congressi della morte di Dio, eccetera, intanto si dovette fare subito un convegno internazionale che aveva come titolo Il risveglio del sacro, il risveglio religioso. Tutti questi movimenti si chiamano movimenti di risveglio comunque. Ma a un certo punto, nel 74, questa World Encyclopedia, che è poi un gruppo di studiosi che seguono tutte queste fermentazioni nel mondo, a un certo punto vennero fuori a catalogare circa 22.000 confessioni religiose. Siamo passati da 1900 a 22.000 nel giro di 60-70 anni. Oggi, fratelli e sorelle, mi dicono questi studiosi che si calcola che ogni settimana nascono al mondo 5 nuove religioni. Poi resistano, questo non è detto, ma è un qualcosa di travolgente. Questo convegno che è stato fatto a Roma in questi giorni, a un certo punto concludeva con 3 grosse necessità del mondo d'oggi per quanto riguarda questo aspetto profondo che non è quello superficiale dei giornali. I giornali sono nell'effimero, vedete, il giornale, soprattutto quello che è il quotidiano, voi lo prendete alla mattina, lo leggete, la sera è passato, lo buttate nel cestino. Questa è la storia superficiale, è la cronaca. Qualcuno vuol fare storia per decifrare un certo periodo, ma anche lì siamo molto in difficoltà, perché le categorie, le analisi sono andate tutte in frantumi, anche col crollo delle ideologie, dei paradisi terrestri e tutte queste cose. C'è una storia profonda, che è quella del cuore dell'uomo, che resta uguale, da Adamo ed Eva in giù, resta uguale. C'è una storia comune che sviluppa, diciamo, delle pulsioni, dei desideri, degli ideali che sono lì da sempre, che appartengono anche nostalgicamente a un mondo perduto, a un Eden perduto, che non si sa più dove andare a cercare. A tentoni, diceva San Paolo, si va a cercare ancora il Dio perduto. E allora, in un romanzo dei nostri giorni, si mette in moto un Dio riciclato da chi? Dall'uomo. E purtroppo è un idolo. Ideologie e idoli vari non sono altro che proiezioni dell'uomo, non sono altro che ricerche finite, diciamo, limitatissime dell'uomo, ma tutti hanno da fare una proposta, il disorientamento è massimo. Questi studiosi hanno detto ci sono 3 esigenze. Prima, c'è un bisogno di Dio profondo a livello personale, cioè la persona dice adesso magari sono in crisi le istituzioni, compresa la Chiesa Cattolica, che magari nelle sue strutture, diciamo, si è piuttosto sterilizzata, diciamo, piuttosto paralizzata. Noi soffriamo, diciamo, di una certa paralisi, ecco, se ci siamo, senza forse ci siamo condotti in strutturazioni che, insomma, ci hanno fatto mancare la vibrazione profonda del rapporto con Dio. Orbene, ognuno sente che ci deve essere qualcosa di più, che, insomma, l'incontro con Dio deve essere di tipo più profondo e anche più cordiale, cioè deve essere una questione più di cuore, più che ancora di testa. E ora noi vedremo domani sera, soprattutto quando ci riferiremo alla storia della misericordia, lì dovremo vedere da dove è partito. Quindi un gran bisogno di incontro con Dio. Secondo, un gran bisogno di salvezza, perché nonostante tutte le cose che sono attorno, le autonomie dell'uomo, le scoperte, i progressi, la civiltà e queste cose, ci troviamo davvero in una civiltà di morte. È innegabile. Molti sono spaventati, addirittura se si guarda al futuro, certi non gli viene più voglia di vivere.
A questo punto bisogno di salvezza. Poi, terzo, c'è bisogno di comunità. L'uomo si sente così solo, così isolato, che dove trova un gruppo che lo afferma, proprio anche questo principio dell'affermazione, è una cosa oggi sentitissima. Noi alla terza serata, quando faremo la preghiera di guarigione della vita, del cuore, ecco, cercheremo proprio di domandare al Signore questa affermazione, perché molti si sentono proprio scardinati, si sentono isolati, ed è difficile trovare un punto di riferimento anche umano nello sgretolamento davvero delle comunità di base, delle famiglie stesse, diciamo, del rapporto anonimato che c'è oggigiorno, del sistema di vita che schiaccia la persona. Guardate, parlerò sempre di persona e mai di individuo. L'individuo, per conto mio, dice una brutta cosa, e voi sentite che è molto usata questa parola per esprimere, diciamo, la nostra esistenza, e questo ha generato quello che è il peccato forse più grosso della nostra epoca, che è l'individualismo. Quando io penso all'individuo, penso a un'entità scardinata dal contesto, cioè lì sei tu, tutto comincia e tutto finisce da te. E molta proiezione dell'uomo d'oggi è proprio in questa, è un individuo affermato, il self-made man, per esempio, americano, no? Quello che si fa da sé qui su cima, che non ha bisogno neanche degli altri in sostanza, e quindi è l'uomo che insomma pensa solo a se stesso, è chiuso in se stesso. Quest'uomo è destinato al fallimento, grazie a Dio. Dalla rivelazione e poi dall'intervento diretto di Gesù noi parliamo di persona che ha immagine trinitaria. La persona per essenza è una creatura che deve relazionarsi, che sente che da sola non può andare avanti, che è in relazione, vedete, non può essere chiusa in se stessa, quindi deve trovare legami d'amore, notate bene, legami d'amore con il Signore prima di tutto, con quelli che stanno attorno, che evidentemente se non li sai decifrare, se quello che sta di sopra non si chiama padre, se questi che sono attorno non sono fratelli e non sono sorelle, non hai risolto niente, poi con te stesso, perché in sostanza vedremo nella terza sera il problema dello sdoppiamento è grande. Se non hai trovato rapporto con te stesso, allora oggi abbiamo bisogno della ricostruzione della persona. Questa persona ha bisogno di trovare la comunità, dovrebbe essere la comunità familiare, dovrebbe essere la comunità ecclesiale, ma siccome qui i rapporti sono freddi, ecco che si fa presto, arriva il proclamatore numero 1 o numero 2 o numero 3 che ti dice: io so come si fa andare a Dio, io so quello di cui hai bisogno per uscire da questa trappola della vita umana, e tu vieni con noi e ti sentirai in comunità. Il primo che arriva caccia le persone, e sono moltissime che vanno, che sfociano entro queste esperienze. Non vi dico che durino moltissimo, anche questi movimenti sono stati chiamati movimenti giovanili, perché in massima parte si è pescato tra i giovani molto disorientati, molto avviliti anche dall'esempio degli adulti, perché abbiamo delle grossissime responsabilità in questo senso, e quindi sapete, quando si va dentro come giovani, dopo quando passano 10-15 anni non si è più giovani e entra una crisi grossissima, perché quelli non sono più movimenti giovanili. In genere questi movimenti in corso, quanti ne prendono, tanti ne perdono, ma intanto sapete, noi ci troviamo di fronte a quelli che sono stati definiti i senza tetto ecclesiali. C'è tantissima gente frustrata anche dalle proposte religiose nuove che sono state fatte, che sembravano scintillanti, meravigliose. Guardate, fratelli e sorelle, è qui dove il diavolo lavora al massimo, sul campo religioso, perché è un teologo e lui sa i trucchi della religione, quella che diventa l'oppio del popolo, capito? E quindi a un certo punto sa orchestrare le cose, a fartele vedere veramente come scoperte religiose. Anche nella vita di Gesù, quando veniva il diavolo, non veniva dato come un bestione così a far paura, veniva come un sottile teologo, proponendo cose interessanti, cose buone anche,
per toglierti dall'ottimo, dalla prospettiva di Dio, dalla sua prospettiva, e farti prendere strade devianti. Le proposte che ha fatto a Gesù nelle tentazioni del deserto, quando Gesù cominciava l'itinerario di figlio di Dio: questo è il mio figlio, impongo compiacimento, qui è il modello adesso dell'incontro personale, perché questo mi ha incontrato da tutta l'eternità e adesso incontrate lui, incontrerete me. È chiaro che il diavolo si agita e viene a porre tutte le vie d'incontro con questo figlio di Dio. Non può disconoscere che è il figlio di Dio. Voi sapete che anche nella missione di Gesù era lui che faceva dire per prima ancora che capissero i discepoli: ma quello è il figlio di Dio, taci! Confusionale. Non era il momento, perché il Signore, lo vedremo domani sera, doveva rivelarsi figlio di Dio in un certo modo, che era quello della crocifissione. Questi è veramente il figlio di Dio, dirà il centurione, vedendolo lì. Ma questo Dio convincente, il diavolo non lo voleva. Allora gli prospettava, tutta una religiosità di successo, di show business sotto certi aspetti, no? Che è quella: buttati giù dal pennacolo del tempio, attirerai tutte le persone, il miracolismo così gratuito, la proposta anche sociale, tutto il bisogno del popolo di pane. Evidentemente il problema della fame è grosso. È chiaro che il potere magico, fai così e a un certo punto le pietre diventano pane, sarebbe senz'altro suggestivo, ma il Signore non ha scelto questa strada per dare pane, anche perché non aveva intenzione di dare panini soltanto. Qualche volta lo fece per compassione, ma era il pane di vita. E vedete, i panini distoglievano dal pane di vita. E la stessa cosa della potenza politica, tutti i governi dove vede chiaramente come agisce il demonio, come c'è dentro. D'altronde ne abbiamo un chiaro esempio anche oggi. Te li do tutto in mano, tu prostrati. Questa potenza politica per attirare, la gente, metterli dentro nell'alveo del cristianesimo, fondando una civiltà cristiana che viene dal potere. Tutte vie del diavolo sottilissime, guardate, sono tentazioni dove anche la Chiesa umana, state bene, gli uomini ci è caduta molte volte, per cui discernimenti, per cui preghiera per una continua riforma, per cui esercizi spirituali. Gesù non ha mai detto che si può discernere senza profonda preghiera, senza esercizio spirituale, in modo che l'illuminazione venga dall'alto nei momenti di crisi, di identità, nei confronti suoi, nei confronti dei discepoli. Gesù non faceva tavole rotonde, non si metteva a fare discussioni come facciamo oggi noi, ricerchiamo, dibattiamo, chiamiamo il grande teologo confusione. Li chiamava nel deserto e diceva: avete una difficoltà, guardate che qui per capire le dinamiche di Dio bisogna mettersi in preghiera, andiamo nel deserto a pregare. E dopo averli fatto pregare, aver scoperto qual era il problema, crisi di identità nei confronti del Figlio di Dio, è sempre qui chi è veramente Lui, dove si è fatto incontrare. Vedete, dopo 2 ore, 3 che pregavano, Gesù può guardarli negli occhi e dire: adesso che abbiamo pregato, chi dite che io sia? E allora balza piedi: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, tu sei il Messia. Beato te, Simone, figlio di Giona, perché non la carne, non il sangue, vedi qui non ci sono discernimenti, non ci sono filosofie, non ci sono libri, non ci sono dibattiti, tavole rotonde, ma il Padre te lo ha rivelato, Simone. Allora, c'è un metodo per cominciare a fare i discernimenti e cominciare a orientarci, ed è proprio questo. Parte da quell'esile strumento disprezzato dal mondo, disprezzato, fratelli e sorelle, anche dagli attivisti cattolici che dicono perdi tempo, che è proprio quello della preghiera, di una preghiera silenziosa, una preghiera d'ascolto profondo. È l'esercizio dell'incontro, il luogo dell'incontro. Non ci sono altre vie. Una volta mi
hanno domandato per una rivista di sacerdoti proprio un articolo sulla preghiera e l'ho proprio intitolato così: la preghiera come luogo di conoscenza o luogo di incontro. Cioè mi sono messo ad esaminare il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Luca, ve lo suggerirei proprio, perché il Vangelo di Luca, oltre che essere il Vangelo della misericordia, il Vangelo dello Spirito Santo, è il Vangelo della preghiera, ma sono cose concatenate. Mi sono messo ad esaminare i testi in cui Cristo nel Vangelo, ma poi ho proseguito, sono andato negli Atti degli Apostoli, perché Luca c'ha due Vangeli, c'è quello di Cristo e quello del corpo di Cristo per la sua Chiesa che continua, dove si prega. E non sono venuto fuori con una teologia della preghiera, che non serve a un granché. Ho semplicemente registrato l'accadimento, cioè cosa accade quando si prega, cosa accade. È un evento. Le cose che succedono mentre tu sei in preghiera, ma in preghiera, non vuol mica dire bla 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 le 4 orazioni, perché qui bisogna intendersi, quando Gesù si è ritirato a 100 metri di distanza e pregava da solo, una volta pregava da solo, una volta prendeva 3, andava sul monte, alle volte prendeva tutti insieme, insomma l'esercizio della preghiera, una notte intera di grandi decisioni sempre in preghiera, ma poi il suo pulsare continuo, 24 ore, lui diceva che si può pregare 24 ore, quel suo continuo riferirsi al Padre, vedete, essere in relazione, essere in continuo incontro col Padre, era una cosa fantastica. Ti ringrazio Padre perché hai rivelato queste cose piccole, grazie Padre perché mi hai già risposto, sia fatta Padre la tua volontà. Un vulcano continuo vuol dire 24 ore al giorno e notte era con lui. Questo impressionò i discepoli perché di fronte al Cristo orante capivano che c'era una realtà tutta nuova, una possibilità religiosa nuova. Religione deriva da religare, da essere legati. Cioè, mentre tu magari pensi che la religione sia un legame, e questo, essendo legami, noi non vogliamo essere legati, abbiamo quel senso di libertà distorta, per cui se una persona buona ci lega, noi ci sentiamo dire vincolati, per cui anche la nostra religiosità, anche cattolica, molte volte è un peso, è una catena, perché è un Dio che mi lega, ne farei anche senza, ne farei anche senza, insomma mi vincola da tante parti, però insomma Dio, insomma è una catena. Lo amo, dico, ma in sostanza mi dà disturbo, mi dà fastidio. E anche la religiosità dei discepoli era di questo tipo, insomma restava il Dio da temere, ma c'era poco amore. Il Dio dell'osservanza, bisogna mettere in atto tutte le restrizioni, tutte le leggi, i precetti, eccetera, eccetera, perché se no mi punisce. E anche sul piano della preghiera, devo andare alla sinagoga, devo andare al tempio una volta alle grandi feste, o poi ogni passo che faccio devo dire una giaculatoria, entro dalla porta di casa c'è una giaculatoria, quindi non si può dire che sia stata una comunità, di gente che non pregava, ma era gente bla bla bla, chiamiamola così, delle orazioni. Come direbbe la Madonna quest'oggi, pregate con le labbra ma non col cuore, non ci siete dentro, però sapete che dovete dire quelle cose, Dio resta molto rattristato. Orbene, quando vedevano l'esempio dell'incontro personale di Cristo col Padre, rimanevano sconcertati, per cui è in quell'occasione quando Gesù a un certo punto venne così molto sereno da questa esperienza, usciva rifatto. Guardate che il percorso umano di Gesù Cristo cresceva in età, sapienza e grazia, è fantastico. Io quanto lo ringrazio per aver fatto un percorso umano di crescita, in modo che quello che avveniva nella sua carne era possibile che venisse trasferito come esperienza nella mia carne, perché finché Dio restava lassù non sapevo niente di Lui. Adesso c'è un esempio incarnato di quello che è possibile, ed è possibile, perché allora uno dei discepoli si rappresenta a tutti questa sera e disse: Signore, siamo qui perplessi, ti abbiamo visto,
Abbiamo visto pregare, non sappiamo neanche quello che hai detto, quindi non è che ci abbia impressionato la forma, chissà che belle parole hai detto, no, perché non si sentiva niente. Io me lo immagino, il Signore quando era in preghiera, era un evento, era un fatto anche emotivo, sapete, siamo fatti di spirito, di anima e di corpo, siamo fatti di intelligenza, siamo fatti di volontà, siamo fatti di affetti, di sentimenti, di cuore, anche di istinti, siamo fatti di intelligenza ma anche di corporeità, abbiamo la gestualità, vero? Possibile. Orbene, quando Gesù pregava, metteva in moto tutto il suo essere, spirito, anima, corpo, intelligenza, volontà, affetti, conscio, subconscio, mani, piedi, cuore, petto, tutto era una cosa incredibile, anche emozioni, pianto alle volte, gioia. Ho detto diverse volte che se Gesù, con quella sua emotività forte, perché era tutto del Padre, quindi ogni fibra del suo essere esprimeva una relazione e non c'era una parte neanche del suo corpo che fosse esente da questa partecipazione al dialogo. Quindi vedete che oggi se abbiamo paralizzato la gestualità, per esempio, così via, siamo molto lontani dall'esperienza del Cristo. Se Cristo venisse a pregare con noi, non so, per esempio in una chiesa ben composta, tutta lì dove tutti sono alla perfezione nella compostezza, e dovesse pregare a suo modo, noi non correremmo il rischio di dire ma fuori chiesa perché stupidi. Tanto è forte. Allora quando a un certo punto è venuto, hanno detto, Signore, insegnaci a pregare. Non hanno sentito niente, non hanno sentito le preghiere, hanno semplicemente visto un uomo reso totalmente dalla presenza del Padre. Uno che incontrava Dio vivente e lui era vivo al Dio vivente. Questa è la differenza, perché oggi vengono a proporvi tutte, anche questi della meditazione trascendentale, del potenziale umano, anche quelli che vi riportano alla prassi, alla pratica della meditazione, che ne abbiamo estremo bisogno. Siamo in un mondo attivistico, giusto il principio? Abbiamo bisogno di silenzio, di contemplazione, ma l'esercizio a cui ti conducono non è quello di un incontro col Dio vivente. Sapete chi incontrate alla fine, magari con una certa emozione, vi pare di aver raggiunto qualcosa, incontrate Dio, voi stessi. Il Dio è dentro di te, incontralo. Per sé potrebbe anche suonare giusta, ma vedete il demonio scimmiottatore. È vero, l'ha detto anche la Samaritana, i veri adoratori non vanno neanche sul monte, né a Gerusalemme, né a Garizim, ma lo troverai. Veramente, tu sei il tempio di Dio, sei il tempio dello Spirito, è vero, ma come ti scimmiotta? Non è quel Dio che vive dentro di te, quel Dio vivo Cristo di San Paolo, è tutta un'altra cosa. Voi sapete che la parola Dio è brevissima, ma se a quella parola Dio togliete il D, resta Dio. Bene, in queste religiosità si taglia il D, in sostanza siete ridotti a Dio. Per un po' di tempo mi sembra di aver fatto la scoperta e dopo entrate in frustrazioni peggiori di quelle di prima, ma veramente, perché incontrando Dio finito capite che i problemi grossi che ci stanno dietro, esistenziali, vengono cancellati con un colpo di spugna. E sono problemi non soltanto di carattere spirituale, ma dopo anche psicologico e somatico. E quindi cose pericolosissime. Eppure erano così belle, così suggestive. Si entrava finalmente, uscivamo da questo mondo e entravamo in un mondo spirituale. Oggi bisogna stare molto attenti. Perché abbiamo scelto questa sera il tema dell'incontro personale col Signore? Perché deve essere incontro, deve essere personale, deve essere col Signore. E com'è possibile, fratelli e sorelle, diciamolo onestamente? Non c'è nessun uomo a questo mondo, non c'è nessuna filosofia, non c'è nessuna religione inventata dall'uomo, non c'è nessun metodo, non c'è nessuna tecnica meditativa o mentale
che possa, che mi permetta di incontrare il Dio vivente. Allora qual è la via? La via non è mia, da quando noi abbiamo infranto, e questo è veramente il peccato originale che ha dato origine a tutti gli altri, la relazione col Padre, che passeggiava, vero, quei primi uomini, conversava, dialogava, era un tutt'uno, c'era tale cordialità e c'era bellissima relazione col creato, con gli uomini fra di loro, in se stessi, una composizione perfetta, un'armonia. Quando quella, per affermazione dell'io, abbiamo cancellato quella lì, per tentazione maligna, abbiamo cancellato, è rimasto l'io, bene, non c'è più possibilità per l'uomo da solo di arrivare ad aggiungere quella lì e quindi di avere un incontro personale col Signore. Avete mai pensato perché in Europa e anche a Roma, nella cattolicissima Roma, a un certo punto ci sia una percentuale del 30% di coloro che credono nella reincarnazione, che è la negazione di tutto questo, dove insomma bisogna problemi soteriologici, come si dice, di salvezza, eccetera, ma anche di recupero, non so di che cosa è il disfacimento della persona, è il disfacimento del Dio. Questi passaggi, queste trasmigrazioni, a un certo punto non soltanto non mi permettono di arrivare all'incontro personale con Dio, ma la mia persona viene a frangersi, a frammentarsi. Eppure quanti sentono fascinosa questa cosa? Sono proposte che entrano così sibillinamente, vero, e vengono accettate. Domando questa sera davvero al Signore la grande grazia. 2 giorni fa mi veniva mandata una insegnante di religione, giovane, insegna religione nelle scuole medie, sa tutto, ha fatto la scuola di teologia, vero, tutte queste cose. Aveva una tristezza negli occhi, aveva complessi, aveva un isolamento nella vita, era ridotta, vero, veramente male, 27-28 anni. E allora l'ho guardata negli occhi e dico, vedo una storia triste, comincia a piangere. Sai qual è il tuo problema? Tu sai tante cose di Dio. Poi mi ha detto Giappello, ma tu sei insegnante di religione cattolica, hai fatto tutte le tue storie. Vai almeno alla messa la domenica. Succedeva che non andava neanche alla messa la domenica. Sacramenti, quando era l'ultima confessione. Questi vengono sfornati dalle nostre scuole, sapete? Ti manca l'incontro personale con Gesù. Vivo. E cominciò a dire sì. Ovviamente a quel punto non si fanno più chiacchiere e si comincia a pregare sopra la persona. Bisogna entrare in preghiera, poi bisogna incontrarsi di nuovo e bisogna recuperare nel nome di Dio con la forza dello Spirito, pregando insieme più che discutendo, perché è inutile che andiamo a discutere su queste cose. Ma arriveremo mai, potremo leggere tutti i libri. A un certo punto il Signore ha deciso, Lui, di incontrarsi con noi, con ciascuno di noi. E quello che mi piace del nostro Dio è anche la sua pazienza in questo incontro. E anche il fatto che molte volte mi lascia davvero gozzare contro il muro, mi devo spaccare la testa, il naso molte volte, e dopo mi aspetta e dice, hai provato? Oppure mi prende in un momento in cui non c'è più niente da fare e sono giunto al fondo di ogni ricerca e sono sfiduciato. Ecco, basta che io non pecchi contro lo Spirito Santo e che non dica anche tu Dio non puoi fare qualcosa per me, perché allora mi taglio fuori. Il cuore deve avere ancora una piccola apertura. La candela deve essere almeno un lucignolo fumigante. Allora interviene il Signore. Voi leggete tutta la storia sacra come una novità assoluta. Non sono più gli uomini, non sono
sono più i Confucio, non sono più i Buddha, non sono più i Maometto che vanno alla ricerca di una strada verso Dio. Dove volete arrivare, uomini? Ma è Dio che ha deciso di venire verso noi, perché non si poteva fare ponte. Domani sera, quando vi spiegherò la storia della Divina Misericordia, sarà la più bella storia che si può raccontare, come questo Dio è venuto a noi, perché poi, vedete, non potevamo neanche immaginare, anche se a un certo punto si poteva forse immaginare, ma forse Dio si muove dal suo trono e viene a fare una passeggiata. Allora noi evidentemente avremmo pensato, deve venire con potenza. È il messianismo, per esempio, anche nei tempi di Gesù, deve prendere in mano regni, governi, perché Dio deve comportarsi da Dio. Aveva ragione Dio nel Vecchio Testamento a dire: non fatevi nessuna idea. Idolo è prima di tutto idea. Né nessun idolo scolpito da mani d'uomo. Poi non mettete in opera le vostre idee con statue e immagini. Perché? Perché sono tutto prodotti del vostro cervello, e il vostro cervello non raggiunge Dio, quindi non è Dio quello, non è immagine di Dio, è un idolo. Proibizione assoluta. Aveva ragione, perché, fratelli e sorelle, chi a questo mondo, anche grande genio, avrebbe potuto a un certo punto scolpire l'immagine di un crocifisso? Ma Dio mio, è una vergogna vedere un Dio crocifisso. Allora grazie a Dio che ce l'ha data Lui quell'immagine. Vedremo domani sera. Allora il Signore ha cominciato a fare un cammino verso di noi. La storia antica, il professore di scrittura del mio seminario giustamente dice che si divide in due la scrittura. Questo lo sappiamo anche noi, c'è l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, l'Antico Patto, ovvero il Nuovo Patto. Qualcuno dice il libro delle promesse e il libro delle realizzazioni, un grosso studioso americano che ha così tradotto la Bibbia e l'ha definita così. Il mio professore dice che forse sarebbe meglio dire il primo impegno e il secondo impegno. Oggi che si parla anche di cristiani, di cattolici impegnati, diciamo è un termine anche più moderno, ma dietro ci sta una storia incredibile, cioè quel Dio che noi avevamo rifiutato e che poteva dire adesso arrangiatevi, vero? Come il Dio aristotelico, che a un certo punto poteva essere immaginato come il primo motore immobile che metteva in moto magari questo universo e anche noi. Ma poi, arrivederci, a me non mi interessa niente quegli uomini, io sono Dio, me ne sto qui tranquillo, quelli si arrangino, li ho messi in moto ma si arrangino, e quindi c'è questa divisione, che infatti oggi si dice 95% dei cattolici, cioè diciamo degli italiani, perché poi quando fate l'intervista viene fuori sempre che il 90-95 crede che esista un Dio, va bene, quindi ci deve essere, però a chi gli interessa? Quando arrivi giù proprio, ma credi che questo Dio sia vivo, credi che questo Dio abbia parlato attraverso la scrittura, allora le percentuali vanno giù al 40, poi al 30, poi con questo Dio devi avere un rapporto, una preghiera, vai giù al 20, al 15, poi questo Signore ha dato delle piste come i sacramenti, vai giù al 10, va bene? E poi quando ti vieni in questi banchi, vieni al momento massimo dell'incontro che è l'Eucaristia, tu guarda quanti vengono a questo Dio che dice prendete, mangiate questo mio corpo, facciamo comunione. 3%, bene? Allora ecco qua la nostra religiosità. A un certo punto, vedete, lui si è mosso. Io incontro tanti giovani, gruppi giovanili, che dicono noi siamo gruppi di ricerca. Ricerca. Da una parte rispetto, diciamo, la ricerca, dall'altra sento un colpo al cuore, perché veramente, come mi dice Giovanni che era un giovane, è rimasto sempre giovane, nella tradizione orientale è sempre giovane, e dice che ha un compito fino alla fine dei tempi di tenere il cuore giovane dei cristiani accanto al cuore giovane vivo di Gesù. Giovanni dice
nostri occhi, quello che abbiamo udito con i nostri orecchi, quello che abbiamo toccato con le nostre mani, quello che abbiamo sentito con il nostro cuore, anzi poi vi farò vedere domani sera, è diventato cristiano quando ha visto il cuore trafitto di Gesù. Questo è, non tutte le storie che sono attorno, anche San Pietro dirà, guardate che non sono mica immaginazioni umane, favole, ricerche, studi, ma l'abbiamo sentito noi sul monte, il Padre Eterno che diceva questo è mio figlio, abbiamo avuto noi le esperienze, poi Cristo risorto, eccetera, è vivo. Quindi non è che abbiamo fatto tanti studi e tante ricerche, da 2000 anni, fratelli e sorelle, stiamo andando verso la celebrazione del secondo millennio della redenzione. La religione cristiana è l'unica religione al mondo che non è una religione di ricerca, ma di incontro. Capito? Allora il problema dopo 2000 anni non è quello di andare a cercare ancora se esiste il Signore, ma è quello di lasciarsi afferrare, di lasciarsi incontrare, non dico neanche di incontrarlo, ma di lasciarsi incontrare, perché è lì a 2 centimetri, è lì. Vi farò vedere anzi un'altra cosa. Come Giovanni Battista diceva, in mezzo a voi sta uno che non conoscete. Dovremmo dire ancora più drammaticamente, dentro di te sta uno che non conosci. Dentro. Qui è vero. E a un certo punto lasciarsi afferrare. Come definisce se stesso Paolo dopo la conversione? Guardate che Paolo, non parlo mica di un ateo convertito, era super religioso, super zelante, super studioso della Bibbia, plurilaureato, dottore della legge, eppure che religiosità distorta. Quando è che è partito? Da zero, sapete? Quando Cristo l'ha afferrato e lui si è lasciato afferrare. Questa è la sua definizione: sono stato afferrato da lui. Il problema è questo, perché come si fa? Non è che ci sia una tecnica, ma il Signore vi vuole afferrare, ci vuole afferrare. Quando ero in America uscivano dalle statistiche, lavoravo nell'ambiente universitario, soprattutto all'Università di Miami, assistendo i ragazzi cattolici di lì nella chiesa universitaria. Era uscita una statistica in quel mondo in cui a un certo punto di Dio non si sarebbe parlato, che intanto c'era un revival religioso grandioso, ma il 30% degli intervistati dicevano che a un certo punto avevano avuto non soltanto la sicurezza che Dio esiste, ma un'esperienza di Lui, un'esperienza mistica la chiamavano, no? C'è un qualcosa che l'ha messi a contatto e si sono fatti contattare. Sapete, questo non è il contattismo demonico, perché oggi tra UFO che si contattano, contatti ultraterrestri, contatti spiritici, eccetera, ma c'è veramente questa manipolazione dei concetti che non si sa più quello che segue. Sapete che anche spiritualità viene travisata in spiritualismo e spiritismo, no? Cioè con le stesse parole si dicono cose differenti, capito? Allora a questo punto qua è possibile anche ai nostri giorni quello che è avvenuto con gli apostoli, con molta pazienza di Gesù, con botte sulla testa, con il Satana che rivagliava fino all'ultimo momento. Vedremo anche la caduta di Pietro in questo senso, che andava a finire male, sapete, se a un certo punto non c'era quell'occhio misericordioso che lo afferrava di nuovo e lui si lasciava afferrare. Quel pianto pareva più di tutti gli studi universitari, sapete, perché poi il primo Papa Pietro non verrà mai mandato a fare corsi superiori, ma verrà potenziato dallo Spirito e dall'esempio di Cristo in modo che possa condurre la Chiesa con Cristo dentro. Non ce l'aveva, Cristo dentro. Sapete la differenza tra il prima e il dopo della passione, morte e risurrezione del Signore? Prima avevano Cristo d'attorno, era intorno anche tra i piedi alle volte, dopo ebbero Cristo dentro. Questo è il passaggio, fratelli e sorelle, che ciascuno di noi deve fare. Questa sera è anche un esame di coscienza. Quanti di noi hanno ancora Cristo d'attorno? Qui ci saranno tanti che sono, non so, forse avete fatto studi superiori di teologia, sapete tante cose, sapete il catechismo a memoria, l'avete letto anche l'ultimo? Sì. Ecco, avete nozioni, potete andare fuori a sbaragliare tutti in cultura magari, ma
voi vi domandate questa sera la cosa più importante: Cristo vive in me. E Cristo è il mediatore, Cristo è il pontefice, quello che fa ponte verso il Padre. Sapete, quando leggo l'episodio della Samaritana, faccio un parallelo che non trovo da nessuna parte, sapete, così mi è venuto. Ci fu un uomo fantastico nell'Antico Testamento, perché era avvolto in una storia meravigliosa che resta come la più lucida, la più luminosa dell'Antico Testamento. Il personaggio più grosso dell'Antico Testamento è Mosè, salvato dalle acque, portato a grandezza entro la corte del faraone, speranza di un popolo oppresso finalmente, dentro nel corpo, diciamo, della persecuzione c'è quello che può prendere in mano le sorti dei poteri e che porta via. Niente, commette un peccato grosso, un giorno deve scappare, tutto è finito e con lui è finita la speranza di un popolo. Ma allora che serve tutta quella storia di Mosè salvato dalle acque, portato nella corte del faraone? Serve a dire che il Signore ha altri metodi. La storia, lui è fedelissimo, lui la continua, ma quando? Quando quest'uomo non ha più speranza, quando non c'è più risorsa umana, quando tutto sembra finito, allora si comincia da capo. Nulla è impossibile a Dio. Allora Dio si impegna, vedete? E si pianta, guardate bene, la prima volta, sacramentalmente accanto all'uomo. Sacramentalmente vuol dire con segno tangibile, puoi vedere, puoi udire, puoi toccare. È il primo sacramento, il roveto ardente nel deserto, una presenza misteriosa. Dio è sceso, si è piantato nella storia umana. È la prima volta, perché prima c'è stato il fatto di Abramo, ma era una voce che diceva Abramo, Abramo, una voce che è gettata dall'alto. Qui per la prima volta Dio si pianta sacramentalmente, e qui comincia una storia tutta nuova, travolgente, inaspettata. E qui è il Dio delle sorprese, vedete, non è il Dio delle nostre speculazioni, delle nostre programmazioni, dei nostri computers, dei nostri progetti pastorali. Aveva ragione Padre Cantalamessa in questi giorni a dire, sapete la differenza tra i sacramenti e i carismi, doni dello Spirito. I sacramenti sono come c'è una centrale elettrica che è la grande potenza di Dio che fa correre la corrente, luce, calore, eccetera, no? Ci sono però le prese, se tu non ti innesti nella presa, questa corrente di grazia non la prende, va bene? Allora ci sono le prese, per quello che è il vivere normale, diciamo, con la divinità, ma poi ci sono le sorprese, capito? E qui è il Dio sorprendente che entra con la potenza dello Spirito quando meno te l'aspetti. Lì è una presenza spirituale, e non posso dilungarmi in una bellissima riflessione che sostanzialmente ho ricevuto dal Signore sulla decifrazione del roveto ardente come immagine trinitaria, che poi si riferisce a Gesù misericordioso, una fonte spirituale e Padre con due irradiazioni, una rossa e una chiara, luce e calore, due raggi luminosi. Era già un'immagine trinitaria, ma quello che mi interessa in questo momento era che Dio si è piantato e ha detto, questo Dio, ho visto l'oppressione del mio popolo, occhi per vedere, ho udito il grido d'angoscia, orecchi per udire, ho compassione, un cuore che patisce con. Per questo sono sceso a liberarlo, vi impegno, o mani o piedi, che dicevano i salmi. Gli idoli di questo mondo, i falsi dei, hanno occhi e non vedono, orecchie e non odono, cuore e non sentono, mani e non toccano, e voi andate ad adorare quindi no. Questo è un Dio vivente, e io sono il Dio di Abramo, Isacco, di Giacobbe, perché se no quell'io solo sarebbe stato troppo vago. Bene, quando c'è questo episodio della Samaritana, è una cosa meravigliosa. Solitudine, isolamento, in un momento di deserto,
a un pozzo anche simbolico dove insomma si attinge acqua, un secchio per quella giornata, poi bisogna continuare a ritornare, caldo nel meriggio, un momento anche, guardate, di sfinimento interiore, psicologico, spirituale. Una donna devastata dalle relazioni sbagliate, non è più persona, è individuo, isolata, staccata, frustrata, abbattuta, compressata, tutto quello che volete. Bene, si pianta, questa volta è roveto ardente, ma guardate, non è più un segno sensibile per l'oveto, è lui il sacramento dell'incontro personale con Dio, che si pianta lì accanto a quest'anima che rappresenta le sedi di tutti noi, ed è lì piantato, come è piantato con me, davanti a me, vicino a me, in 1000 occasioni della vita. Viene dolcemente, domanda un bicchierino d'acqua a me perché è un Dio così fatto, che vuol vedere se ho qualcosa da offrirgli, quasi avessi il bisogno lui. E partendo da questo piccolo scambio, comincia a penetrare dentro la tua vita, comincia a scavare nel tuo essere, va giù nelle radici del tuo disappunto, del tuo fallimento, comincia a far emergere il vero problema della tua esistenza e tu cerca di evadere ed evadi religiosamente, perché il problema vero era quello religioso. Ah sì, mi dicono che quella è una vera religione, laggiù a Gerusalemme, qua mi dicono no, e questa è una vera religione, e siccome io sono confusa non vado entro nessuna religione. E allora il Signore dice sì, hai ragione, ti hanno confuso gli uomini, ma è arrivata l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. Vuol dire si comincia a palpitare all'unisono. Ah, lo so, Signore, mi hanno detto che dovrà venire un Messia. Se lui viene ci dirà la verità, perché noi siamo confusi. Bene, cosa diceva Dio a Mosè? Qual è il tuo nome? Io sono, questo è il nome di Dio. E Gesù cosa ha detto? Sono io, è la stessa cosa. Sono io sono. Bene, in quel momento, come per Mosè è avvenuto il capovolgimento e ha ripreso la sua missione, ha portato un popolo, così questa donna ha sentito quell'io sono, cioè il Dio che si incontra, che si è degnato di incontrare una creatura. È una bellissima confessione, perché mi domandano sempre, ma Gesù ha mai confessato le persone? Prendiamo questo esempio, oltre la Maddalena, l'adultera, eccetera, come accostava le persone, era attento al loro mondo come non esistesse niente attorno, ed è penetrato con quella spada a doppio taglio che è la parola di Dio, si è rivelato Messia, è arrivata quella che fratello Carretto diceva ci vuole nella vita un'ora messianica, quando il Signore diventa il tuo Signore. E tu sei pieno di lui, allora lasci il secchiello, perché non hai più bisogno di quell'acqua e hai spirito dentro di te, l'acqua viva che ha sete venga mai beva, fiumi l'acqua viva sgorgeranno dal di dentro, e quella va, e va in città, venite, ho incontrato il Signore, perché poi hai trovato una relazione con gli altri, non sono degli sfruttatori, sono anime da salvare anche loro, vieni e vedi, corri dal Signore, incontrano anche tu. E allora vanno, incontrano il Signore, adesso non abbiamo più bisogno di te, giusto? Adesso abbiamo incontrato Lui, ma questo è il gioco d'amore del Signore, questo dovrà succedere anche nella nostra Chiesa, nella nostra società, per quella legge della ciliegina per cui uno chiama l'altro come ai primi tempi, vieni e vedi, abbiamo incontrato il Signore. Bene, allora facciamo un po' di adorazione. Adesso ci inoltreremo, Padre Mario dispone il Santissimo, non sarà lunga questa adorazione, ma questa sera vogliamo domandare il dono di questa prima serata, che è quello dell'incontro, più vivo e vero, di qui palpita in quell'ostia la Beata Faustina che ha visto i raggi venire fuori dall'ostia andare proprio su coloro che adoravano. Purtroppo qualche raggio passava via sopra le teste, perché magari qualcuno non si sentiva di rispondere. Penso che questa sera siamo tutti in adesione cordiale, alziamoci in piedi, facciamo il canto e